Al via stamane la maturità 2020 per 7.500 studenti trevigiani, tra mascherine, gel e prova orale unica, un esame quasi surreale, ma l'emozione per i maturandi resta la stessa. Dai distanziamenti alle ore di lezione fino allo stop alle mascherine, che però il governo contesta. Diramate le linee guida regionali per la scuola, ma sindaci e provincia tuonano troppa incertezza da Roma, mancano decisioni e fondi. Il sistema economico veneto attacca Palazzo Chigi e scrive una lettera al presidente Zaia che somiglia ad un grido: 6 priorità per risollevare l'economia regionale, il governatore la girerò al premier. Dopo l'esito dell'autopsia cambiata in omicidio colposo, l'ipotesi di reato a carico del 68enne di Paese, unico sopravvissuto del rogo dove hanno perso la vita la moglie e un'amica. Si tuffa nel Garda ubriaca e batte la testa scomparendo in acqua. 20enne di Longarone perde la vita, muore poco dopo in ospedale, il dramma a Peschiera del Garda. Imbrattano la palestra della scuola con la schiuma dell'estintore, un 16enne e un 13enne responsabili del raid vandalico alla scuola di San Giorgio di Borgo Padova a Castelfranco. Basket, un anno fa la storica gara della De Longhi e ritorno in Serie A di Treviso con la festa in piazza. 12 mesi dopo il bilancio di una stagione congelata, nelle parole di Capitano Imbrò. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo al bollettino aggiornato questo pomeriggio sui dati dei positivi e dei ricoverati da Covid-19 in Veneto. Per quanto riguarda i positivi resta invariato il numero rispetto al bollettino di questa mattina, quindi complessivamente sono 19.225 positivi nella nostra regione. Sale invece di 4 il numero delle vittime, siamo complessivamente a 1.993 persone che hanno perso la vita in Veneto da inizio emergenza, più 4 appunto rispetto a stamane. Resta invariato il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive, sono complessivamente 12, di cui solo uno positivo. E diminuisce invece il numero dei ricoverati negli ospedali del Veneto, 3 pazienti in meno rispetto al bollettino di questa mattina. Complessivamente ci sono 249 persone ricoverate negli ospedali della nostra regione, ma di questi solamente 34 ancora Covid positivi. Intanto oggi sono iniziati gli esami di maturità per 7.500 studenti trevigiani, primo giorno di un esame che passerà sicuramente alla storia, una prova orale con mascherina e sanificazione delle aule. 8:30 inizia l'unica prova della maturità, un esame orale che passerà alla storia dopo la pandemia che ha davvero cambiato e stravolto tutto. Gli studenti entrano a scuola fra preoccupazione, emozione e gioia di rivedere compagni ma anche insegnanti. 7.500 i ragazzi che affronteranno la maturità nel Trevigiano. Ogni giorno 4-5 studenti per classe, per terminare tutto ai primi di luglio. Hai appena finito? Appena adesso. Com'è andata intanto? No, bene, è andata bene, sono molto soddisfatta. È andata molto bene, i prof mi hanno messo subito a mio agio. È andata bene, meglio di quanto mi aspettassi, devo dire. Siamo maturi finalmente. L'abbraccio dei genitori ed il sorriso, quello più bello di chi inizia da qui un nuovo cammino. È stata una chiusura di un percorso che mi ricorderò per sempre, sia per la situazione in cui l'ho affrontata, ma anche proprio perché è il bello di aver detto ok, ce l'ho fatta, sono uscita da questa scuola soddisfatta. Poi le foto di rito e gli abbracci. Fuori dalla scuola anche uno studente che dovrà fare l'esame il lunedì, ma che oggi è venuto con tanto di fiori a salutare la sua fidanzatina. Chi stai aspettando? Mia amorosa. Sono qua che aspetto perché fra poco finisce la maturità, allora festeggiamo. Emozionato? Un po' anche per lei, in fin dei conti. Poi lunedì ho la maturità, per cui... Anche tu? Sì, a Portogruaro, a Lipsia. Sono felicissima. È andata molto bene, i professori sono stati molto carini e anche la presidentessa, quindi adesso non vedo l'ora di godermi l'estate. Senti, ti aspettavi qualcosa di più difficile o te lo aspettavi proprio così? Allora, diciamo che è stato abbastanza, secondo le indicazioni che sono venute fuori dal Ministero. Al momento della traccia sono rimasta un po' scioccata, però alla fine comunque aiutano se uno non riesce al momento a fare dei collegamenti, quindi sì dai, sono molto soddisfatta. Domani un altro giorno e poi per molti di nuovo sui libri per prepararsi all'università. Emozionati non solo gli studenti ma anche i professori che dopo mesi hanno potuto incontrare nuovamente i loro studenti. L'esame e poi il saluto finale. Un anno sicuramente difficile per tutti, hanno dovuto accompagnare i ragazzi ad una maturità diversa dal solito.
Oh, eccola là, questa sì che è una mia. Mamma mia. La corsa e poi l'abbraccio verso un professore che sicuramente non dimenticherà. Dopo oltre 3 mesi di assenza dalla scuola, gli studenti hanno ritrovato quei docenti che per 5 anni li hanno accompagnati passo dopo passo verso la maturità. Un'emozione anche per gli stessi insegnanti che oggi, oltre all'esame, hanno salutato quei ragazzi che hanno visto crescere. È un'emozione che va vissuta fino in fondo, però ho visto da parte di tutte i docenti una grande anche attenzione e comprensione, visto quello che abbiamo passato insieme, perché non dimentichiamoci questo è un esame che ricorderemo per sempre, nel senso ha una valenza storica. Importante, ha spiegato il professor Calò, è stato affrontare la maturità a scuola e non online. Ringrazio chi ha insistito perché la cosa potesse essere fatta in diretta. La scuola è questo. È questa relazione, questa dimensione empatica, questo guardarsi negli occhi, incrociarsi, capire, trasmettere, no? e sapersi ascoltare. Questo non potevamo cancellarlo. Ecco, quindi sono felicissimo di questa possibilità. E poi il messaggio a loro, i giovani che oggi iniziano una nuova pagina della loro vita. La maturità è la fine di un qualcosa, ma è anche l'inizio di qualcosa di molto bello, e noi ci auguriamo di cuore che tutti loro possano arrivare a fare delle scelte consapevoli e scelte che poi li portino a sentirsi protagonisti di questa storia, e noi li vogliamo protagonisti. Intanto oggi il Presidente Zaia ha presentato la proposta di linee guida preparata dalla Conferenza delle Regioni per il nuovo anno scolastico. Dalle ore di lezione a quella di ricreazione, dal consumo dei pasti all'educazione fisica. Manca la validazione del Ministero dell'Istruzione, ma le linee guida per la riapertura delle scuole, condivise dal Veneto nella Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sono pronte e comprendono tutto lo spazio temporale attraversato quotidianamente dagli studenti, dall'arrivo a bordo di un mezzo pubblico all'uscita dall'istituto. Queste linee guida, lo vedrete, sostanzialmente prevedono i varchi all'ingresso nelle scuole, che sono cose sostenibili, no? Misura della temperatura corporea, l'igienizzazione, il tema delle scarpe piuttosto che delle mani. Questo lo possiamo chiedere a dei bimbi che vanno alle elementari o qualcun altro che è in età, scolastica nella scuola dell'obbligo, e anche agli operatori. Nelle fasi di ingresso e uscita dovrà essere assicurata una distanza di almeno 1 metro. Nelle aule delle scuole materne, elementari e medie 1,80 metri quadrati a studente, mentre alle superiori 1,96. La mascherina non la si porta durante le lezioni, qua avete poi tutte le casistiche, la si indossa solo per uscire, che so, andare al bagno o uscire di classe o per gli spostamenti, dall'aula o per gli spostamenti. Sulla ricreazione c'è l'opzione, per evitare l'assembramento, di farla in loco. Altre linee guida prevedono la pulizia e disinfezione di banchi, cattedre, corrimano, interruttori, maniglie, finestre e servizi igienici, così come nelle mense, dove sarà previsto un menù ad hoc monoporzione. Si appellano al governo chiedendo certezze. Stiamo sempre parlando del nuovo anno scolastico. Sul fronte della riorganizzazione, sindaci e presidenti di provincia. I tempi per riaprire a settembre sono infatti strettissimi. I sindaci sull'edilizia scolastica sono commissari straordinari, ma ad oggi non abbiamo certezza né dei fondi né delle linee guida. Da presidente dell'ANCI Veneto, Mario Conte esprime tutta la preoccupazione dei primi cittadini che dalla videoconferenza col ministro all'istruzione Anna Ascani si attendevano disposizioni precise su come riorganizzare le scuole per poterle riaprire il prossimo autunno. E invece è arrivata solo qualche informazione di massima, dice. Il mio appello al governo è quello di dare certezze ai sindaci, non si può pensare di fornire risorse e linee guida sempre con operazioni last minute. Sindaci commissari come pure i presidenti di provincia, ieri a Sant'Artemio, vertice con dirigenti scolastici, provveditorato e MOM. Non vi è una linea guida, non c'è nulla sulle quali basarsi per ipotizzare un rientro a scuola a settembre, certo che abbia dei criteri certi, fatto salvo quell'unico criterio del metro di distanza espresso nel documento del Comitato Tecnico Scientifico, che comunque lascia dei dubbi, perché a quello bisogna sommare lo spazio di spostamento degli alunni e dell'insegnante, e quindi non vi è chiarezza.
Lo stesso criterio dello spazio mette in crisi diversi istituti. Alcuni, ad esempio nel Vittoriese, avrebbero bisogno del 100% di superficie in più, altri del 10-15%. Un'ipotesi è riaprire strutture dismesse, un'altra utilizzare sistemazioni temporanee. Container piuttosto che palloni gonfiabili. Personalmente mi piacciono poco, se devo essere sincero, quindi tenderei magari a fare una ricognizione di spazi da valorizzare o da ripristinare. Tutte soluzioni per mettere in pratica le quali serve comunque del tempo. E poi c'è il nodo trasporto scolastico. Oggi alle aziende di trasporto pubblico locale è stato concesso di poter trasportare al 60% della loro capienza, è un piccolo passo avanti rispetto al 30% iniziale. Certo è che è insufficiente. L'indirizzo è quello di far frequentare a tutti la scuola in presenza. Con le modalità e gli orari del passato, però, sarebbe impossibile organizzare i trasporti. Diverso è se si può pensare ad orari scaglionati piuttosto che a turni pomeridiani, e allora forse una quadra la si riesce a trovare. Il sistema economico veneto questa mattina ha inviato una lettera al presidente Zaia indicando le 6 priorità per rilanciare l'economia regionale, priorità da far arrivare al governo, e il presidente Zaia ha promesso girerò la lettera al premier Conte. Noi non chiediamo elemosine, non chiediamo soldi a pioggia, chiediamo questi 5-6 argomenti che stanno a cuore perché il Veneto rimanga ad essere competitivo. 6 punti, 6 priorità che 11 categorie economiche e il sistema camerale regionale del Veneto hanno indicato in una lettera inviata al governatore Zaia, un'agenda condivisa da portare all'attenzione del governo. Non possiamo aspettare promesse, le imprese hanno bisogno di certezze, hanno bisogno che la macchina burocratica sia snellita, ci devono essere certezze sui finanziamenti che le banche devono erogare, o questo territorio è messo nelle condizioni di poter essere competitivo, altrimenti l'Italia si ferma. Accesso al credito, infrastrutture, cablatura, burocrazia, promozione, politica estera e risorse sono le priorità per risollevare un'economia in ginocchio. L'economia ha subito un durissimo colpo, ma questo è solo l'inizio. Come sistema camerale stiamo rilevando che c'è un crollo verticale dei sistemi di esportazione. Indicativo della situazione è anche il crollo delle importazioni dei semilavorati. Non ci sono necessità nelle attività di componentistica. La filiera corta, come si diceva, non ha bisogno in sostanza di essere fornita, vuol dire che non ci sono commesse a monte. Abbiamo portato questi punti all'attenzione del presidente Zaia perché si faccia interprete anche lui di quanto stiamo soffrendo, spiega Pozza. Questo vuole essere uno forzativo dell'attività che il presidente Zaia fa, non è un'accusa alla regione, assolutamente, è uno stato dell'arte di qual è la situazione condivisa con le categorie economiche di tutti i settori. A stretto giro arriva la risposta del governatore del Veneto. Giro direttamente al Presidente del Consiglio, ma gli allegherò anche l'istanza, visto e considerato che sarà fondamentale che si capisca anche che il nostro modello di sviluppo veneto è un modello non fordista, quindi non quello della grande impresa, ma è quello del distretto industriale, della piccola e media impresa. La cronaca bruciate vive, questa l'orrenda fine di Franca Fava e Fiorella Sandre, morte nel rogo di Castagnole di Paese. Lo si evince dall'autopsia e da un altro terribile dettaglio emerso in queste ore. I vigili del fuoco hanno assistito alla morte delle donne senza poter far nulla. Le vittime erano intrappolate dentro l'abitazione e cercavano di uscire. I pompieri hanno visto la luce della torcia tenuta in mano da una delle 2 vittime quando un'enorme vampata le ha avvolte. La nuova ipotesi di reato a carico di Sergio Miglioranza, unico sopravvissuto e marito di Franca Fava, è omicidio colposo. L'uomo ha raccontato agli inquirenti di aver utilizzato un fornelletto all'esterno dell'abitazione per riscaldare il cibo dei suoi cani prima di salire al primo piano dell'abitazione per riposare. Questa fiamma, lasciata forse accesa per errore, avrebbe innescato lo spaventoso incendio. E adesso lo schianto di lunedì notte a Carbonera, dove hanno perso la vita 2 giovanissimi su uno scooter risultato poi essere stato rubato, una vicenda che continua a destare sgomento. Abbiamo incontrato i familiari della vittima più giovane. È morto sul colpo, mi dispiace perché io volevo aiutarlo per fare una bella futuro e studiare, fare un po' di mestieri. Così io volevo da lui. Oggi siamo andati a vederlo e come si dorme vecchio.
fa male, perché è un bravo, giocava anche a calcio, giocavamo insieme. Sono le prime parole del padre e del fratello di Bashir di ritorno dall'obitorio, ancora sconvolti per la scomparsa improvvisa del ragazzo e ancora di più per il modo. Non se lo aspettavano che viaggiasse su uno scooter rubato. Lui era bravissimo con tutti in comunità. Non ha mai fatto casino con un altro, niente, sempre è stato bravo. Sognava di diventare un architetto e voleva disegnare, ha dei disegni, tutto. Si ispirava tanto e tagliava capelli, per dirti, tagliava capelli a tutti gli altri amici. Provenienti dalla Guinea, dove probabilmente la salma di Bashir tornerà una volta ricevute le autorizzazioni, i Balde sono una famiglia di lavoratori rispettati e integrati in paese. Il gesto, costato carissimo all'adolescente, secondo i familiari è stato il tragico epilogo per le cattive compagnie frequentate e di cui erano preoccupati. Molto preoccupato. Sì, la mamma era molto preoccupata. Molto preoccupata per lui. È già finito. È sempre stato quello, la compagnia che cambia la gente. Non gli consiglio che fa questa fine, perché sono tanta gente in centro, bisogna evitarli. Purtroppo è così, bisogna evitarli. C'è anche un'impresa edile di Treviso nell'inchiesta che ha permesso alla squadra mobile di Udine di denunciare 17 cittadini, di cui 15 stranieri di varie nazionalità e 2 italiani. Sono ritenuti responsabili della predisposizione di contratti di lavoro fittizi per ottenere il permesso di soggiorno. Per 2 cittadini ghanesi è scattata la segnalazione perché al loro ingresso clandestino in Italia per ottenere asilo politico avevano dichiarato di provenire da nazioni come Liberia e Sierra Leone, dove sono in corso guerre civili. Denunciati inoltre per falso 2 cittadini albanesi. Uno aveva dichiarato di aver assunto il connazionale in un esercizio commerciale, ma l'operazione era solo virtuale. Inoltre, a seguito della richiesta di permesso di soggiorno di un cittadino kosovaro, sono emerse irregolarità da parte di una ditta edile di Treviso gestita da un suo connazionale. È così emerso che 6 kosovari risultavano assunti senza versare i contributi previdenziali e assicurativi, con un'evasione di decine di migliaia di euro. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta ancora con la cronaca per tornare a parlare dell'aggressione di lunedì pomeriggio tra Silea e Roncada ai danni di una 50enne minacciata con un coltello. Continua il lavoro dei carabinieri per identificare il colpevole. Continuano le indagini dei carabinieri per dare un volto e un nome all'uomo che lunedì pomeriggio ai confini tra Silea e Roncade ha aggredito una 50enne minacciandola con un coltello dopo aver simulato un incidente tra l'auto della donna e la sua bicicletta. A raccontare l'episodio sulla pagina Facebook di Furti in Corso Cristian Demma. La vicenda, spiega, ha sconvolto le 2 comunità. Sperando che sia solo una questione dico sperando, so che è un termine brutto, però dico sperando che sia un termine di rapina. Non voglio neanche pensare che sia stato un'idea di fare altro, perché almeno, dico sempre, i soldi ce li possono portare via, altre cose ci segnano per la vita, no? Quindi in realtà io mi auguro che sia un episodio singolo. Purtroppo devo dire che non ne sono molto convinto che possa essere singolo. Nella ricostruzione fatta dalla vittima, l'aggressore in sella ad una bici finisce sopra la sua auto, l'uomo finge di essersi ferito, la donna si dice pronta ad aiutarlo e lui chiede di essere accompagnato a casa. Sale in auto e indossa persino la mascherina come a dimostrare di essere una persona per bene. Le dà le indicazioni che però anziché condurre alla sua abitazione portano ad una zona isolata, ad un casolare abbandonato. A quel punto l'uomo estrae un coltello e minaccia la donna, che però reagisce allontanando la lama e scongiurando così una rapina o forse peggio una violenza. Sorpreso dalla reazione, l'aggressore fugge mentre la vittima si allontana verso alcune abitazioni per chiedere aiuto. Un modus operandi che ora in molti temono possa ripetersi e per questo, spiega Demma, c'è chi ha già manifestato l'intenzione, in caso di incidenti simili, di non volersi fermare. Però non posso neanche pensare che se un domani metto sotto una persona non mi fermo a soccorrerlo, perché poi ricordiamoci che c'è anche l'omissione di soccorso in quel caso, quindi sicuramente se una cosa è grave e mi chiedono di portare a casa, quello posso dire no, ti chiamo il 118, chiamo il 112 e poi vediamo, ma non lasciarli lì per cortesia, perché comincia a diventare poi andiamo anche noi dall'altra parte. Quanto accaduto lunedì, continua Demma, riporta alla memoria alcuni episodi denunciati mesi fa, quando di notte in mezzo alla strada veniva lasciata una carrozzina per bambini con l'intento di costringere gli automobilisti a fermarsi per poi rapinarli. Siamo ad una fase 2.0 della criminalità, spiega ancora Demma, che dal suo punto d'osservazione del gruppo Furti in Corso
ha rilevato come durante il lockdown anche i criminali si siano fermati. Era scomparso proprio, ormai non succedeva più nulla, per fortuna almeno quello in un periodo già complesso e difficile come era Covid in lockdown totale. Diciamo che adesso vediamo due cose principalmente, ovvio che tutto è riniziato. Sarà eseguita domani dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto l'autopsia sul corpo di Chiara Friggeri, la ragazza di 18 anni di Monfumo, morta venerdì scorso all'ospedale San Giacomo di Castelfranco dopo 5 giorni di ricovero. La giovane era stata colpita da un malore dopo aver assunto un mix di sostanze stupefacenti. A stroncarla sarebbe stata un'overdose, ma su questo dovrà far luce l'esame del corpo disposto dalla procura. Le forze dell'ordine stanno nel frattempo indagando per risalire al pusher che ha fornito la droga alla ragazza e all'amico che era con lei quando si è sentita male. Gli autori di un gesto vandalico in una scuola di Castelfranco sono stati identificati dai carabinieri. Castelfranco Veneto, uno studente di 16 anni residente nella zona della Castellana è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri per il reato di danneggiamento. Il ragazzo, in compagnia di un 13enne e quindi non imputabile, si sarebbe introdotto all'interno della scuola primaria San Giorgio di Borgo Padova. Insieme avrebbero forzato una porta antipanico e, raggiunta la palestra dell'istituto, avrebbero imbrattato vari attrezzi ginnici con un estintore in polvere trovato sul posto. Siamo al basket. Un anno fa la riconquista della Serie A per la De Longhi Basket con la grande festa in Piazza dei Signori. Mezza stagione nella massima serie e poi il Covid, il bilancio di Capitani Imbrò. È passato solo un anno, però quando viene ricordato questo giorno le emozioni sono indelebili, indescrivibili e fa piacere, diciamo, sia a noi giocatori che a tutta la città. Un anno, ma sembra un secolo per come tutto è cambiato da quella sera in cui a Treviso esplose la festa per la riconquista, dopo 7 anni di purgatorio, della Serie A. Il posto che spetta alla pallacanestro trevigiana per la sua storia e per la passione dei suoi tifosi. C'era il maxi schermo in piazza per seguire la diretta di gara 3 delle finali promozione tra la De Longhi e Capodorlando. Un match point per Treviso con in saccoccia già 2 vittorie. Alla sirena è esploso l'entusiasmo di un'intera città. C'è chi piangeva di felicità, chi era super emozionato, gli abbracci, e soprattutto queste sono le immagini e poi quelle che abbiamo visto poi su internet o dei video delle persone che erano in piazza. Doveva essere una stagione completamente diversa, quella del ritorno in Serie A, ma il Covid ha scombussolato i piani. Prima parte abbiamo fatto 6 sconfitte consecutive, quindi magari era un po', il bilancio era un po' negativo. Poi quando ci stavamo riprendendo, come tutti sappiamo, si è concluso per motivi molto più grandi di noi e quindi ora pensiamo solo a stare bene e al futuro. Il lungo stop è stato complicato da gestire sia psicologicamente che atleticamente. Tra pochi giorni si ricomincerà ad allenarsi normalmente guardando alla prossima stagione. L'aspettativa migliore è quella che il campionato rinizi senza problemi e questo è, diciamo, il desiderio più grande. E adesso la cultura, andiamo in Villa Brandolini a Solighetto, dove sabato è stata inaugurata una mostra di quadri e sculture di un artista prestato alla politica. Scopriamo chi è nel servizio. Un artista prestato alla politica. Potremmo definire così Elio Armano, che ha alternato la sua vocazione di scultore a quella di comunista, sindaco e vicepresidente del Veneto. Un volto che racconta un tratto di storia delle nostre terre, da giovane negli anni 60 con i restauri delle statue dell'isola Memmia di Prato della Valle, all'impegno politico nel PC di Enrico Berlinguer, del quale visse il dramma della morte il 7 giugno dell'84. Poi l'esperienza da sindaco della Rossa Cadoneghe in un Veneto bianco e quella di vicepresidente del Consiglio Veneto nel 95 con governatore Giancarlo Galan. Ere geologiche della politica, sulle quali comunque l'artista ha sempre cercato di incidere, ma anche di tradurre l'esperienza in materia, che nel tempo sono diventate esposizioni, come quella aperta sabato scorso a Solighetto, dove esempi di questi continui vasi comunicanti tra impegno politico e di traduzione della materia sono diventati questi oggetti, molti dei quali non a caso di Creta. La Creta è intesa proprio come terra, perché consente di mettere insieme, diciamo, il lavoro smaliziato dell'artista, ma anche, diciamo, proprio il rapporto diretto con il materiale, quello dei bambini che giocano affondando le mani nel fango, insomma.
Ecco allora che la creta diventano teste aperte, quindi pensanti, o una grande vasca diventata un manifesto per l'ambiente. Piena di carbone, di alberi bruciacchiati, contiene anche delle mascherine. È un discorso sull'emergenza ambientale, sui dissesti climatici. Studio e osservazione dell'uomo e della sua società, denunciando nelle derive come per questa statua. L'ho fatta quando frequentavo l'Accademia di Venezia ed era una riflessione già allora sugli aspetti dovuti all'intervento della macchina nella vita dell'uomo moderno, che ne condizionava e ne condiziona, l'abbiamo visto dopo, i comportamenti. Un'esposizione fortemente voluta dall'amministrazione di Pieve di Soligo. Una persona che ha saputo anticipare in tantissime occasioni i tempi e soprattutto questa sua sensibilità verso l'ambiente, verso la terra, verso ciò che è giusto, l'ha portato a essere amico di un nostro importante concittadino, Andrea Zanzotto, e quindi nel 75esimo anno di Elio Armano abbiamo voluto omaggiare sia Andrea Zanzotto ma soprattutto Elio Armano con questa sua mostra personale. Una mostra visitabile fino al 25 ottobre, in un percorso dove scoprire i segni di un'epoca dove la politica era forse e soprattutto cultura. Erano dei veri e propri tirocini culturali più che politici. E nell'attuale passaggio storico valgono di più le persone, non valgono i progetti. Ed è anche difficile riconoscere il confronto sulle idee, vale il gesto, la pubblicità, il grido e non il confronto. Io continuo a pensare che abbiamo bisogno di grande determinazione nel confrontarci sul piano delle idee, nelle cose da fare, anche in questa fase. E adesso con la cronaca ci spostiamo nel bellunese. Una ventenne bellunese, Silvia Doriguzzi, ha perso la vita a Peschiera del Garda. La ragazza, che avrebbe iniziato sabato a lavorare come barista, era stata individuata esanime sotto un pontile. La giovane era stata trasportata all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, dove era stata ricoverata in gravi condizioni. Le successive indagini hanno permesso di ricostruire che la ragazza, dopo una serata in compagnia di amici, nella quale probabilmente avrebbe abusato di sostanze alcoliche, nel fare un tuffo nel lago di Garda avrebbe battuto la testa perdendo i sensi, restando sott'acqua per diversi minuti. Silvia era stata portata a riva da un ispettore della Polaria di Villafranca di Verona, libero dal servizio. Sotto shock Igne, piccola frazione di Longarone, dove Silvia era molto conosciuta e amata e dove viveva con la mamma. Il sindaco Roberto Padrin la ricorda come una ragazza solare, socievole, sempre sorridente. Fino a poco tempo fa aveva lavorato al bar della stazione di Longarone. Passata l'emergenza Covid è avviata la fase 2 in provincia. Tutti i cantieri relativi alle opere pubbliche hanno ripreso la propria attività, tutte ad eccezione dei cantieri per il restauro delle gabellie di Palazzo Crepadona, i più importanti e attesi a Belluno, la cui inattività sta diventando un caso. Il lockdown per coronavirus ha bloccato per qualche settimana i cantieri della rigenerazione urbana, ma si potrà presto ripartire con nuove regole. Questo era emerso il 18 aprile scorso al termine di una videoconferenza con i progettisti dei cantieri comunali e gli amministratori e tecnici di Palazzo Rosso. Ma alla resa dei conti, i due cantieri più importanti, quello per la realizzazione della Mediateca delle Dolomiti a Palazzo Crepadona e quello per la ristrutturazione delle scuole Gabelli, per una spesa che sfiora i 10 milioni di euro, sono ancora fermi. Ci sono problemi con la soprintendenza e manca la corretta individuazione dei costi legati ai rimborsi causati dal Covid. Al momento siamo fermi, ci conferma un responsabile di Ateste Costruzioni che con l'impresa Aranzato è aggiudicataria dei lavori alle Gabelli e alla Crepadona. Una fase di stallo alla ricerca di una linea di compromesso per la copertura di spese che pare non si sa chi debba pagare. I rapporti con il comune di Belluno sono sempre stati buoni, dice ancora Ateste, ma non vorremmo si innescasse un contenzioso.
L'assessore all'urbanistica Franco Frison si dichiara sereno. Una decina di giorni fa si è svolto un sopralluogo per fare il punto della situazione in Creppadona. Comprendo le loro necessità, dice Frison, ma è anche vero che a livello nazionale non c'è stata chiarezza sui maggiori costi legati alla sanificazione, che, ad onor del vero, sarebbe il problema minore. Ben più grave, pare di capire, è il mancato accordo per la ripresa dei lavori, per il quale il committente, cioè il comune di Belluno, rischia di essere chiamato in causa per il recupero degli interessi. Cortina d'Ampezzo è finalmente un comune Covid-free. Lo annuncia oggi via Facebook il sindaco Gianpietro Ghedina. Dopo mesi di sofferenza, tensioni e grande preoccupazione, sottolinea il Primo Cittadino, la città non registra alcuna positività nel proprio territorio. È stata dura, ammette, più dura di quanto immaginassi vedere soffrire il mio paese. Era una cortina nel pieno della stagione invernale, ricorda, lanciata a 300 all'ora verso le finali di Coppa del Mondo di sci, eventi, manifestazioni, successi frutto di tanto e tanto lavoro, quella che si è dovuta fermare tutto ad un tratto. Alberghi svuotati, ristoranti chiusi, strade e piazze deserte e tanta paura tra la gente. Per Ghedina la località ampezzana ha saputo essere una comunità forte e coesa. Il mio augurio, conclude Ghedina, è che la nostra Cortina continui a rimanere così unita per affrontare le grandi sfide di domani. Le Penne Nere della sezione di Belluno celebrano la loro assemblea annuale. Dopo 2 rinvii forzati causa Covid-19, l'appuntamento avrà luogo al Palasport de Massa e sarà l'ultimo da presidente per Angelo Dalborgo. Esco sereno e tranquillo da questa meravigliosa avventura. Sono un po' commosso. Lascia una sezione viva e iperattiva, la prima in Italia per numero di iscritti alla protezione civile. Alla scadenza del suo 3° mandato, il presidente dell'ANA di Belluno non trattiene la commozione mentre ripercorre con noi l'immensa mole di lavoro svolta in questi anni. Dopo 2 rinvii forzati causati dall'emergenza Covid-19, gli alpini si preparano a celebrare la loro assemblea annuale e per Angelo Dalborgo si avvicina il momento del commiato ufficiale. C'è uno zaino pieno di ricordi, di bei ricordi, gente semplice, gente buona, gente disponibile che ricorderò per tutto il resto della mia vita. Uno zaino pieno di questi ricordi. Mi mancheranno sicuramente quelle pacche poderose degli alpini sulle spalle, quelle strette di mani oneste e laboriose, ma soprattutto mi mancherà la quotidianità. Candidato unico alla presidenza dell'ANA di Belluno, l'attuale vicepresidente vicario Lino De Pra. Sabato al Palasport de Massa la cerimonia inizierà alle 14:40 con l'alzabandiera e gli onori ai caduti. Alle 15 si apriranno i lavori a cui parteciperanno i delegati dei 44 gruppi appartenenti alla sezione. Sarà il momento per tracciare il bilancio di un'attività che ha visto le Penne Nere della Protezione Civile in prima linea nelle emergenze legate al maltempo e per il Covid-19 che ha impegnato i volontari a Bergamo. Gli alpini sono fatti così perché hanno questo DNA, questa generosità dentro che non l'abbandoneranno mai. Perché io dico sempre che dove c'è una persona che soffre, che ha bisogno di un aiuto, là un alpino lo troveremo sempre. Siamo alla nostra rubrica Bimbi in TV. Questa sera vediamo i video di Emma, Gaia ed Enrico da Gorgo al Monticano, Luca da Scardovari e Mattia da Treviso. Scrivi Luca, quello lì che vai a scrivi. Le persone in isolamento sono 5.773, sono esattamente 402 meno rispetto a ieri. 400 al banco in isolamento. Guarda qui papà cosa ho fatto, il 54. Sono 959. Ah, 150. Mattia, saluta tutti. Saluta tutti. Fai un sorriso. Fai un sorriso, Mattia. Dai, salta, salta, salta. Dai, salta. Salta?
E continuate a inviarci i vostri video brevi, filmati, possibilmente con il cellulare in orizzontale, riprendendo i vostri bimbi in varie attività, passatempi, giochi. Potete inviarli al 351 17 55 340 e poi li manderemo in onda all'interno dei nostri telegiornali. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo e poi l'ultima parte della nostra edizione straordinaria con tutti gli aggiornamenti sul coronavirus. Grazie per averci seguito e buona serata. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Bentrovati al meteo. Tempo ancora a tratti instabile sul nostro territorio, non mancheranno infatti i temporali. Vediamo dove con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto la giornata di giovedì 18 giugno vedrà una mattinata in genere asciutta e soleggiata, dal pomeriggio però avremo qualche pioggia più probabile sui settori centro-settentrionali della regione. Entro la serata i fenomeni potrebbero estendersi anche altrove. Temperature minime fino a 17 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo risulterà variabile con molte nubi, vedete, e precipitazioni diffuse, localmente anche intermittenti. Temperature minime tra i 16 e i 18 gradi, massime invece tra i 24 e i 26 all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo sarà nuvoloso con precipitazioni temporalesche piuttosto diffuse, specie a partire dal pomeriggio. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.